Bene, abbiamo il piacere di avere con noi questa mattina Matteo Ribon, segretario della CNA del Veneto, CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato delle Piccole Imprese. Buongiorno. Partiamo dal dato di maggiore attualità. La Giunta regionale del Veneto ha approvato il protocollo d'intesa per promuovere la figura del maestro artigiano. Se ben ricordo, una battaglia dell'intera categoria. Sì, abbiamo lavorato assieme alla Regione per costruire questo percorso e adesso anche il protocollo d'intesa è finalizzato a promuovere assieme e a sviluppare anche un coordinamento comunicativo rispetto a questa figura, dove già in questi mesi si stanno raccogliendo le prime adesioni. L'artigianato ha bisogno di un rilancio anche in termini di trasmissione delle competenze, e le figure dei maestri artigiani, oltre che qualificarsi per il saper fare, sapranno e dovranno qualificarsi anche per quanto riguarda la capacità trasmissiva, che è quello che ci speriamo venga accolta dalle nuove generazioni. In questi anni l'artigianato è oggettivamente cambiato molto, tant'è che anche voi avete aggiunto il termine piccole imprese vicino al termine artigianato. E per capire, il maestro artigiano, se ci penso mi vengono in mente i vetrai, il fabbro, è ancora quello o è altro? È molto di più, perché non è più solo legato all'ambito artistico. Essere maestri artigiani può essere possibile in tutti i settori, anche dal punto di vista digitale, informatico, fino ad arrivare agli ambiti dell'edilizia o di altri contesti. E nel 2021 è sempre più importante capire che questa professionalità è mutata ed è cambiata in termini anche evolutivi. La battaglia che cercheremo di accompagnare a questo è quello di pensare anche a una rivoluzione, a un cambio della famosa legge dell'artigianato nazionale, che è datata 1985. Sì, beh, non è anteguerra, detta così sembra lontanissimo. Però dall'85 ad oggi il mondo dell'ambito dell'artigianato è cambiato tanto, e sono subentrate anche delle questioni che riguardano gli ambiti dimensionali delle imprese, che non sono più quelli di prima, per cui un'impresa che passa da 14 a 15 dipendenti in questo momento perde la qualifica di artigianato. Invece in realtà, se continua a lavorare con un modello produttivo legato alla produzione manifatturiera e legata alla capacità dell'artigiano, rimane tale. Quindi ci sono delle dinamiche che vanno rivoluzionate, anche per allinearci con i paesi europei, che in realtà su questo ambito qui hanno un'idea dell'artigianato diversa. Bisogna trovare una forma europea e internazionale che possa farci stare al passo con i tempi. Arriviamo a parlare del dato centrale della trasmissione, cioè il Veneto post-Covid, l'abbiamo chiamato così. Voi sviluppate un'analisi trimestrale sull'andamento economico, avete dato i dati del primo trimestre 2021 e il consuntivo 2020. Mi sembra che, nonostante i dati evidentemente siano largamente negativi, comunque forse sta andando meno peggio di quello che ci si poteva aspettare. Sta andando meno peggio perché il secondo semestre del 2020, dove ci sono state nel momento una serie di aperture e di slanci anche di attività che erano state chiuse per buona parte della prima parte dell'anno, e hanno dimostrato una certa reattività nel mondo dell'impresa, anche nei comparti che in qualche maniera hanno sofferto di più, tutto l'indotto legato al turismo, alcune dinamiche legate alle filiere internazionali, con una reattività da parte della piccola impresa che è sempre importante per il rilancio. Il primo trimestre del 2021 ci fa vedere che dal punto di vista dell'export, dal punto di vista di alcuni settori, prendiamo il campo della casa legato a tutte le dinamiche dei bonus, super bonus e efficientamento energetico, se partono. Però nel frattempo hanno creato una serie di movimentazioni, e queste movimentazioni stanno producendo anche delle reazioni dal punto di vista economico. E quindi possiamo pensare che, se la situazione rimane così, se aumenta la campagna vaccinale e l'andamento dei contagi cala, la situazione nel 2021 possa essere positiva e anche con un po' di speranza nei confronti del futuro, visto il contesto. Forse dovremmo essere anche in grado di vedere alcune immagini, alcune slide, e quindi commentarle in diretta. Eccolo qua, questi sono gli investimenti, c'è una ripresa. È un segnale molto interessante questo, perché gli investimenti danno il senso della fiducia nel futuro da parte delle imprese, perché nel momento in cui c'è una reazione di questo tipo vuol dire che vedono nei propri fornitori e clienti un desiderio di
agganciarsi anche ad una nuova produttività, una nuova reazione economica. Le imprese stanno facendo degli investimenti, guarda il dato su questa cosa qui ce lo dà anche il recente bando che c'è stato per l'imprenditoria femminile, con dei numeri enormi di richiesta di domande, che sono tutte legate a investimenti all'interno delle imprese, per cui il dato anche nel nostro Veneto ci segnala che una reazione da parte delle imprese può essere quella di provare a rinnovarsi, a reinvestire, nonostante le difficoltà economiche legate alla liquidità, che è un tema che ha attraversato tutto il 2020 e attraverserà anche il 2021. Il dato aggregato prevede per il 2021 più 9,7 negli investimenti, che riporterebbe, scrivete, i dati a ridosso del periodo pre-Covid, quindi insomma questo è un segnale di ottimismo. È un segnale che ci danno anche soprattutto le imprese che hanno relazioni internazionali e sono agganciate a filiali internazionali, perché sanno che questa richiesta in alcuni settori in particolare consente di poter ritornare ad essere bacino operativo e risolutore di tutta una serie di problematiche tecniche del mondo e del contesto europeo. Noi sappiamo che abbiamo un forte legame con la Germania, con la Francia, con alcuni paesi europei, ma abbiamo anche cominciato a interagire ed avere relazioni con contesti internazionali più ampi. Questi sono segnali importanti per capire dove si sta muovendo un po' la dinamica economica. Nella slide precedente, qui parliamo del PIL, vedo in ogni caso, era l'andamento dell'incidenza del PIL in tutta Europa. Mi pare, se ricordo bene avendo letto, insomma, che il Veneto è nella media. Sì, noi abbiamo, anche con regioni più abbiamo strutturate, perso una competitività, un pezzo di competitività nei confronti dei nostri veri competitor, che sono le regioni più importanti dell'ambito europeo, dai Länder tedeschi all'Alsazia, per cui agli ambiti che sono collegati tra la Francia, la Germania, i Paesi Bassi e un pezzo di Spagna. Che cosa è successo? È successo che abbiamo perso un po' di competitività perché non abbiamo ancora risolto alcuni dei nodi centrali che affliggono il nostro paese, per cui alcune cose legate alla burocrazia, alcuni termini legati alle difficoltà di certezza in ambiti della giustizia, cioè quelle questioni, quelle riforme che vengono pressate da anni e che in qualche maniera rallentano un po' la forza propulsiva della piccola impresa o la dinamicità della piccola impresa. Adesso abbiamo una grande opportunità. Tutto il Next Generation è un'opportunità importante in termini economici, ma dovrebbe essere un'opportunità importante anche in termini di cambio di passo su alcune questioni, tant'è che a parte i driver centrali che sono stati individuati, però alcune grandi questioni ce le pone l'Europa per quanto riguarda le riforme strutturali e noi su questo non possiamo perdere l'occasione, perché rischiamo veramente di perdere un'occasione fondamentale come è stata quella che c'è stata nel primo dopoguerra. Insomma, sono aspetti che vanno centrati in pieno. A proposito di Next Generation EU, per il futuro voi puntate molto sulla transizione ecologica, turismo e transizione ecologica, ma se il turismo è facile capire cos'è, transizione ecologica come la decliniamo sul territorio? Guardiamola dal punto di vista del termine sostenibilità. Per noi sostenibilità e quindi transizione ecologica vuol dire dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Questi tre pezzi fanno parte proprio di questo cambio di approccio che poi è molto legato ai termini dell'economia circolare, consumi e contenuti in ambito diverso, cioè tutto un sistema che in teoria dovrebbe cambiare l'approccio. La verità e i dati interessanti che abbiamo sviluppato anche in questo studio ci dicono che non è che le imprese, soprattutto le piccole imprese, sono da un'altra parte. Ci sono già delle imprese che abbiamo considerato in prima fascia, che sono in alcuni settori. Questi settori hanno l'ambito digitale in primo luogo, alcuni ambiti e contesti dal punto di vista dell'ambito delle costruzioni, comunque hanno già attivato alcune cose. E poi ci sono imprese in seconda fascia, l'agroalimentare, il legno arredo, parte della manifattura, che si stanno approcciando a questo cambio di mentalità introducendo dei cambi organizzativi all'interno della propria modalità di lavoro. Vogliamo far capire che questa partita non è un tema da grande
e strutturata impresa. È un tema che riguarda molto l'artigianato, anche perché se parliamo di sostenibilità, riguarda tutti, anche la piccola impresa, nel proprio modo di lavorare. Perché se guardiamo la realtà dei fatti è che l'artigianato e la piccola impresa in termini di sostenibilità, se guardiamo i 3 aspetti che indicavamo prima, ha tutte le caratteristiche per essere nodale in questo, perché è nata e cresce in un territorio e proprio per questo ha la necessità di avere una propria sostenibilità a 360 gradi. Purtroppo concludiamo con un dato negativo, perché finora non l'abbiamo toccato, ma quello che emerge in maniera più evidente è il calo dell'occupazione. C'è stato un calo delle aziende inevitabile, ma soprattutto mi pare il calo dell'occupazione notevole e l'esplosione della cassa integrazione. Sono 2 elementi collegati, teniamo anche conto che il dato è un po' congelato perché esiste e sussiste tuttora un blocco dei licenziamenti e quindi il dato per il momento è legato alle dinamiche di rapporti tra lavoratori, nei contesti lavorativi, ma soprattutto anche alla fine dei contratti a termine, per cui c'è una scadenza naturale che fa precipitare in buona parte una fetta importante. Nel 2020 meno 51.000 posti di lavoro sì. nel Veneto. Quello che dobbiamo capire è adesso come ci approcciamo a questa situazione di cambio. Certo che c'è un lavoro da fare sul tema delle politiche attive. Le politiche attive sono quelle che consentono di collegare ambiti di formazione da parte dei lavoratori con dei voucher, con delle modalità che consentono di accompagnare un reinserimento all'interno dei contesti lavorativi. Ci sono dei settori che tirano di più, hanno bisogno di professionalità che non si trovano. È chiaro che possiamo provare a capire come aggiornare o riaggiornare delle competenze, tenendo conto che la ristrutturazione da parte delle imprese ci sarà. Dobbiamo solo evitare che ci sia uno tsunami da questo punto di vista e quindi il modo migliore per farlo è lavorare in sinergia e in cabina di regia con la Regione per fare in modo che alcune filiere che possono assorbire lavoratori o possono far entrare nuova occupazione abbiano una spinta maggiore. Grazie. Per concludere con un sorriso possiamo dire che il lavoro non mancherà a Matteo Riboni, certo. segretario della CNA del Veneto, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole Imprese. Insomma, se le organizzazioni di impresa avranno molto lavoro vuol dire che l'economia per fortuna sta riprendendo. Grazie. Grazie a voi. A voi alla prossima, ci si vede.